Ultimo giretto. Mamma mia, che giornata da cartone animato. E sono tipo a 3 km dalla casa vecchia, cioè per capire. Sì, ho detto vado a dimagrire un po'. Coltiva l'arte del saperti accontentare, perché vedrai piovere ricchezze da ogni cielo. Anche dita così anche al suo fascino, non sa tu. Però vabbè, parti scarsi. Il concetto è veramente quello. Dopo butti su come che te voglio. Fermo. Attento, io non sono l'unico a fare queste cose. Io non voglio mettermi in un piedistallo, mostrarmi meglio degli altri, assolutamente no. Io sono quello che ti dice attento che esistono anche queste robe. Come, faccio un esempio, l'hanno capita sta storia anche quei signori, anche giovani, avuto dai ragazzi anche di 20 anni fino ai 50, che si sono messi lì tranquilli a pescare e con la sedia là si godevano sto panorama, ma a 10 metri da casa, voglio dire. Quindi anche quelli hanno capito, ok, che abbiamo a disposizione tante piccole cose a cui solitamente non pensiamo, perché non siamo tenuti a pensarci, perché la società ci porta a pensare ad altro, ci porta a pensare ai grandi marchi, alle auto, ai viaggi, a tutte quelle cose lì, hai capito, che servono ad alimentare il mercato. Guarda le famose conchiglie giganti, finché esisteranno ancora, che ti raccontavo tempo fa. Sono larghe 2 spanne, anche più di 2 spanne, adesso da qua magari non si capisce bene. Le trovi lungo le canaline che portano da Ponte Crepaldo a Stretti di Eraclea e le trovi anche su Wikipedia. Ah, guarda il Cristo che indica e giudica la Ducati. Sto aspettando Alessia, lascio il camper qui al sicuro e andiamo a farci 2 giorni nelle colline Pidoveni. Proviamo sta famosa pizza da sorbillo. Sì, no, a Napoli c'è una succursale anche a Padova. C'è anche da Michele, però ho letto le recensioni, ne parlano ultra malissimo. A parte ne parlavano un po' male anche di quella a Napoli, cioè che era tutta molliccia, stonfa, eccetera. Io sono uno di quelli che la pizza napoletana non l'ha mai capita. Ci ho fatto anche un video a parte, ripeto, ho detto, non dico che non sia la migliore del mondo, però per chi è abituato a un'altra tipologia di pizza, quella asciutta, quella poca crosta e quella crosta croccante, eccetera, la pizzeria napoletana è uno schifo, Dio caro, ma proprio perché non siamo abituati, capito? Non che faccia schifo, cioè per noi, cioè, non la puoi chiamare pizza quella roba là. 9:37, Alessia deve ancora arrivare, un classico, Dio caro. Fatto vedere il modellino, sì, l'ho fatto vedere, quello dell'Autoils, è bellissimo, sì. Siamo dalla Teresa, un posticino tattico, te lo dico in anticipo, se vuoi quei tavolini là devi prenotarli. Ottimi prezzi, ma è una aperitiveria. Esatto. Guarda che a Luna ha il collare con le birre. Prendi anche tu il tuo cane il collare con le birre, è bellissimo. Luna! Ciao! Zappa, c'è il formaio, Luna. Eccola. A fin da niente, sì, Gattagna contabilità sì, perché vedi era tutto riservato, però è tutto in ritardo e noi adesso abbiamo anche finito, potevamo andare anche via. Amaro al castello di Valbona, ho qualche ricordo di questo castello ma non mi viene in mente, boh, forse con Scarosso ci avevo dormito fuori, boh. A parte tutto, adesso non so com'è dentro, dovrebbe essere carino, guarda il parcheggio, è camperabile. È più che pulminabile, pertanto è camperabile. Te mi dirà, ma che termini sei? Se termini li ho coniati io, dove è il problema? Cioè, allora quello che quella volta ha coniato il termine cavallo, non so, cosa che di tu? Cavallo, cavallo, punto. Sì, tanta roba, è bellissimo, già mi piace. È proprio bello. Che forte. Cioè, cos'è sta roba? Cos'è sta caffonata? Ho imparato al lavoro. Cosa hai imparato al lavoro? Come? 3 ore di pausa pranzo. Ah. Fai il pisolino. Vabbè Ale, ma dai, cazzo di cameriere cosa ci dice? Che no. Tu ti ami. È proprio un bel posto. Con le nuvolette, guarda qua, vedi tu, le nuvolette. Quelle careghe. Vedi tu, le panchine là in fondo, vedi tu. Sì. Ale si embriaga che dorme, vedi tu. Sì. Sì.
Un bel giardinetto, molto bello. Anche dentro è bello, però preferisco fuori. Che bello. Andiamo, bagno, tutto a destra. Eccola qua. Bello sto posto. Centro di Padova. Non avevo ricordi di questa parte di Padova, forse non c'ero mai stato, cioè, sono tante isole pedonali. E beh, ovvio, che domande sono, cioè, perché spoileri così l'ho vietata? Ma io ce l'avevo, non so se qualcuno si ricorda il Cantatù. Sì, non questo ovviamente, questa è la versione nuova. Oddio, l'angolo Tartarughe Ninja e l'angolo Puffi, un po' rimodernizzati perché non avevano questa linea qui negli anni 90, avevano dei tratti un po' diversi. Questi Smurfs in tedesco. Sarà tedeschi, è vero? Guarda, a 2 piani fa. Questi li faccio vedere a Giacomo così si incazza perché lui non c'era e non abbiamo visto queste cose. Lui no. È bellissima Padova, guarda che gatto che gattico, guarda che razza di gattone. Mi dispiace perché prima mi sono arrivati da dietro 2 tu, però siccome io stavo un po' male, deve essere il formaggio che ho mangiato oggi, cioè ieri vai giusti come una scorrisa, ho detto spero non si siano accorti, porca troia. Sì, io di Padova avevo visto solo la Basilica di Sant'Antonio e null'altro, invece non è questa la Basilica di Sant'Antonio, invece c'è tantissima roba a Padova. Più c'è anche, a me non interessa, ma a te magari sì, c'è tanta figa, insomma, ma tanta, ecco, dico tanta significa tanta. La prossima volta mi vengo con l'elefante, la mia, c'è tantissimo movimento, Sì. Ah, questo è il mercato della frutta, in effetti c'è la frutta, cioè di sera, uno dice sabato sera, che andiamo a comprare la frutta. Pensa a te che strana. Pensami, ora mi interesseria Piazza delle Erbe, vabbè che non fumo più, però noi dovevamo andare a cena da Morbillo, là, che cazzo era il nome, ma so qua che sono tutto un scoresare adesso al formaggio proprio, mega fatta mossa del corpo, Dio caro. Fruttizzati, ma è veramente tanta roba però Padova, cioè sì, è una città veramente da skate, con tutte robe da skate. D'altronde una volta si diceva che i Siori era là che c'era in fondo, i Siori era qui da Padova, tu capivo? Bellissima questa cosa tamarrissima. Ok, scorese e mal de pancia a parte, questa è la coda, quindi dobbiamo, che ore sono sulle 7:10, quindi valutiamo dopo il da farsi. Magari Alex facciamo un giretto, muoio altre 2 o 3 scorese, sperando non arrivi altri tu, perché in mi arriva proprio questo io scoresare. Vanno ad orario adesso classico di cena alle 8. Sono le 7. Sì, ma ora che arrivi non mangiano alle Dopo? 8. Ah. 9:30, 10, magari c'è meno gente. Oppure te anche la multipla, che bella multipla. Ah sì, no, qui c'ero stato. Questa è Piazza dei Signori, esatto, me la ricordo. Quindi te godita prima, aspetta me muovo piano, che a Padova tutti i signori, quelli di Sky, effettivamente che dedica anche a piazza. No, ho detto che cacchio di orologio è? Cioè c'hai... Noi... Ah no, non so i pianeti, c'è sta roba e cazzo è l'oroscopo. Segni zodiacali. Cioè che ora è? Le Sagittario meno Toro, cioè che cazzo... Cioè veramente Giacomo, io non è che voglio farti i dispetti, cioè sì, voglio farti i dispetti, te li faccio sempre, però dico non adesso con questo video, ma veramente, cioè qua è pieno di negozi di giochi enormi, cioè guarda che robe, questo è un altro. E Ale, con tutto il bene che ti voglio, ma io ste code qua per andare a mangiare a pizza, anche no. Le ciotole per i CP. Bellissimo, questi sono i posti che consiglia il Caldonius. Ristorante Altamiso, provincia di Padova, non mi ricordo bene. Borgorico. È simpatica sta roba, metti in pausa e leggi. Metti in pausa, 7 volte, se no no. Allora, aspetta, facciamo un fiato di passo. Sansevieria Futura. E che vieria? Sansevieria cilindrica. Non mi ricordo. Filodendro, il mio Pulcas Zammifoglia, Alessia. Calatea Triostar. È quella che mi fa il solletico sulla polpa. Esatto, era un appunto interno che mi ha fatto Alessia, che abbiamo notato tantissimi locali con tantissimi ragazzi giovani che lavoravano, come è normale, insomma, che è normale. Da noi invece no, c'è un enorme problema che possono essere alberghi, pizzerie, non cambia niente, comunque non si trova personale. Io anche un mio amico che ha un bar è andato avanti 1 anno a cercare personale, che gli mancava personale. E effettivamente è vero,
Infatti io mi chiedo sempre, ma come fanno a mantenersi i vestiti firmati, il Mercedes, I l'Audi? genitori hanno ancora infinito, non lo so. Non so, ma è da noi. Quindi forse non sono tanti i padovani i signori, ma gli esolani ora. Non lo so, io da quando ho 14 ho iniziato a 13 anni a lavorare. Ma capisci? Cioè gli esolani di adesso? Che effettivamente è vero, ha ragione. Hai fatto spesso anche 2 lavori in extra nei weekend. Super, non me ne vogliano i napoletani, ma per noi queste sono le pizze, senti che bella croccante. E il resto pomodoro e mozzarella. È proprio un posto veramente particolarissimo. Adesso non te parlo più del camper, te parlo del posto dove andare a mangiare. E dormo qua stanotte a locanda dal gallo di colore, perché godita anche a loro non si dice così. Anche quando ho ordinato il monte di colore con ghiaccio, loro avevano detto in un altro modo, ho detto no, non si dice, siamo nel 2024. No, ma no, che cazzo è? Ma va, sarà da qua. Sì, infatti sei più grande che casa tua. No, bello il bagno, quelle cose in pietra. Non so perché so di riprendere ste robe su... No, uno mi ha detto un giorno che non vuoi parlare del camper su un canale che parla del camper. Ma il mio canale non parla del camper, il mio canale è un telefilm. Abbiamo anche il Velux sopra, lo vai a chiudere tu stasera? Sì, mi faccio la mia vita, faccio le mie stronzate, faccio vedere in giro se uno vuole prendere ispirazione. Aspetta, ecco, però abbiamo questo l'Indelby, ecco, quindi siamo restati in tema camper. Andiamo via. Treviso, a città dei skate. Manca del traffico, porca miseria, guarda che robe. Non tocca stare a moto in tanta mona e venire avanti a piedi. No, non ti farò il video perché l'avevamo già puntinata. E tra l'altro mi pare che proprio il titolo della puntina fosse Treviso a città di skate. Che figata, guarda, come in America. Magari anche tu avrai studiato il proibizionismo nei libri di scuola. Eccolo qua. E tu non sapevi a studiare o che avevamo già? Ma strano, sarà tipo una di camera, roba del genere. Le piante acquatiche dei skate, vedi? Che sono color skate. Una volta il verde era il skeo. Gli skate di zio Paperone, che colorieri, fucsia. A testimonianza che Treviso è la città dei skate, le bancarelle, anziché vendere, non so, pomi, e vende castagne, vedi tu. Signora, a gara del tiramisù. Guarda che bello, se ti serve su sto negozio di articoli sportivi che sia tutta l'area di Far Cry 6, guarda che bello. Dopo ti serve comunque il paracadute, perché anche lui quando cambia di schema si parte con la tutelare, però dopo atterra col paracadute, cioè ti ammazzi con la tutelare. Dice, vai Paolo, no, sto qua sei una femmina. Dipende osteria, ma d'altronde siamo in Veneto. E noi altri, visto che il biblio è aperto su... No, è chiuso anche questo? No, devo portarti dalla Gigia, che è una delle osterie più famose. Ma giustamente, secondo me, le osterie e i bar devono chiudere di domenica, perché di domenica c'è gente e se no lavora. E cercasi personale, non lo capisco se esserai perché non ha personale. Usa anche loro come il personale invisibile, mica voglia lavorare. Sì, e adesso c'è l'Europa che ne impone anche a cagare con sega voglia. E ora te porto qua, cantinetta Venega su. Come i palettini. Ci sono di quei cicchetti, stavolta faccio io l'Instagram, che sono veramente una roba assurda, ma assurda sul serio però stavolta. Più vicino. Ma che cazzo compri adesso? Uno, prima di andare a dormire, sì, lo so che te l'avevo già detto, però secondo me è una cosa per nulla importante, però insomma molto pratica per i camper, soprattutto per chi ha problemi di spazio, insomma, però per chi ha necessità di ottimizzare gli spazi. Allora, questi sacchetti, non chiedermi dove li ho presi, non mi ricordo, però questi sacchetti si chiamano, o comunque quando vai in cerca devi dire che ti servono dei sacchetti per la lavatrice, ok? Questi sono quelli dove si buttano, non so, tipo i calzini, eccetera, perché non si spaglino, eccetera. Sono assolutamente traspiranti, vedi? Ok? E ti possono essere di enorme aiuto per mettere tipo i maglioni. Un maglione per sacchetto, così guarda, non perdono la piegatura e tu puoi incastrarne senza scatole né niente tutti quelli che vuoi dentro un ripiano, hai capito? Allora qua, tipo, vedi? Questo è il ripiano i maglioni, vedi?
ognuno ha il suo, tac, perfetto, guarda, e non si mischiano, cioè se ne tiri fuori uno non rovini gli altri, non stropicci gli altri, non apri gli altri dalla piega, è tanta roba, eh? Ah no, sì, li trovi anche all'Ikea, quelli li ho presi all'Ikea. Una volta usavo queste cose qui, ma non vanno per nulla bene perché non sono traspiranti, hai capito? Telefonata con piccolo intervento mentre che scarico è nera, questa a me mancava, porca troia. Vedi, manco se in busa giusto, sì, posso verso, anzi no, devo andare avanti. Sono 6 nell'area sosta camper di Spilimbergo, è praticamente attaccata al centro proprio, non ti puntino niente perché l'abbiamo già vista a Spilimbergo. Dimmi Cipi, dimmi, sì, che costellitate, mannaggia, cosa c'è? Dimmi, hai mangiato il tuo, hai mangiato il mio? Dimmi, cosa vuoi? Vuoi che ti dico Ugane? Maronna, lei è felice quando dico Ugane, non so perché. Deve essere un cane un po' napoletano, un po', non so. Ogni volta le dico Ugane, ma adesso non mi viene perché ho appena cenato. Comunque lei è felicissima quando le dico così. Dimmi Stella, dimmi, basta pape, non è che puoi fare 7 cene, bastano 2, cosa dici? 2 cene che bastano. Mamma mia, senti che da freschino, sai che a bocca, mamma mia, senti, lo so, perché qua cucini in camper ti arrivano 28 gradi con riscaldamento spento a ottobre. Questo è il rimedio contro le alitate del CP, le fa fresco così non alita più e nel caso insista a alitare l'aria, la puzza va verso di là, insomma, ecco. Se anche tu hai un cane che puzza tantissimo. Dimmi amore, ti sei offesa? Ti sei offesa con l'offesitudine? Povero cane maltrattato, nutrito e dormito dalla sera alla mattina, Porca troia. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through